e poi domenica la messa di Pasqua. E ora veniamo all'andamento dell'epidemia in Italia. Grazie alle misure di contenimento sono state salvate 30.000 vite, calano per la prima volta i malati in terapia intensiva, ma ammonisce il Ministro della Salute Roberto Speranza, l'emergenza non è finita, ci aspettano mesi difficili per affrontarli. In preparazione un piano in 5 punti strategici, ce ne parlano Giuseppe Rizzo, poi Francesco Di Mario. L'emergenza non è finita, i nuovi contagi, 2.886, sono in crescita rispetto al giorno precedente. In totale i positivi sono oltre 88.000, i guariti quasi 21.000, aumentano i morti anche se in percentuale è sempre minore. Il 27 marzo erano il 12% in più in un giorno, ora siamo a 681 nuovi decessi, ancora tanti, ma la crescita in 24 ore è del 5%. Più lento anche l'aumento dei nuovi ricoveri, 9 giorni fa il 5% in più in 24 ore, ora siamo all'1%. E soprattutto per la prima volta calano i posti occupati in terapia intensiva, 74 in meno in un giorno, il 27 marzo erano aumentati di 120 in 24 ore. Il segnale che le restrizioni in vigore stanno funzionando, dicono dal Consiglio Superiore di Sanità. Finora hanno salvato almeno 30.000 vite. Ora ogni positivo contagia all'incirca un'altra persona, prima 3, ma l'obiettivo è portare l'indice di contagiosità sotto l'1. L'appello arriva anche dal Ministro Speranza. Non abbassare la guardia, i prossimi mesi più difficili, ripete, spiegando come sarà articolata la fase 2. 5 i punti, innanzitutto il distanziamento sociale finché non ci saranno cura e vaccino, rafforzare la rete sanitaria sul territorio per individuare prima i malati, aprire nuovi ospedali Covid, tamponi e test sierologici, infine anche una app per mappare gli spostamenti del malato nelle 48 ore precedenti il contagio e avviare una prima terapia a domicilio. Sarà un'app dello smartphone ad aiutarci nella lotta contro il virus, un'applicazione che permetterà di monitorare e prevenire la diffusione del contagio. 319 le proposte arrivate alla task force del Ministero dell'Innovazione che fra qualche giorno comunicherà la soluzione scelta. Sarà poi il governo a stabilire le regole di ingaggio, app obbligatoria o volontaria, per quale tipo di platea, i limiti in fatto di privacy. Il nuovo servizio sfrutterà la localizzazione del telefonino, attivabile in modo più o meno preciso tramite GPS o cella di rete mobile, oppure, come consiglia l'Europa, attraverso il Bluetooth, in grado di rilevare e segnalare contatti fra le persone fino ad 1 metro o poco più. In tal modo si può essere avvertiti, ad esempio, della vicinanza a soggetti a rischio ed è possibile ricostruire i contatti dei contagiati. La stessa app potrà poi avere funzioni di telemedicina per fare esami da remoto e dialogare col medico. A tutela della riservatezza, l'uso dell'app dovrebbe avvenire criptando i dati e in maniera anonima. La soluzione adottata dal governo sarà diversa da quelle introdotte da regioni quali Lombardia e Lazio per mappare il contagio e sarà ispirata in parte alle app usate da Cina, Corea del Sud e Singapore, dove però sono stati applicati criteri di privacy meno stretti nel localizzare i contagiati. Elicotteri e droni sulle città.